Consegnati i lavori di consolidamento del Colle di San Gerlando, presente il governatore Musumeci. Ciclista 71enne di Grotte travolto da un furgone proveniente da Sciaccali. L'impatto è avvenuto sulla strada statale 115 all'altezza di Contrada Maddalusa. 30 nuovi casi in provincia e 3 decessi. La prossima settimana tamponi per gli studenti delle scuole di Agrigento al piazzale Caos. Ex provincia verso la stabilizzazione dei precari, la Giunta regionale ha deliberato un fondo per risolvere la vertenza di 411 lavoratori. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, consegnati i lavori alla ditta aggiudicataria del consolidamento del colle su cui erge la cattedrale di San Gerlando d'Agrigento. Presenti il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, il direttore dell'ufficio contro il dissesto idrogeologico Maurizio Croce, il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Consegnati oggi alla presenza del Presidente della Regione, onorevole Nello Musumeci, i lavori di consolidamento della collina su cui sorge il Duomo di Agrigento. Si tratta di opere che ammontano a 27 milioni di euro, un'istanza che l'onorevole Musumeci aveva preso con il Cardinale Montenegro in occasione di una sua visita ad Agrigento quando ancora era all'opposizione, che oggi si è concretizzata con il suo governo. I fondi sono stati recuperati dal risparmio sui ribassi d'asta e dureranno un anno. Alla conferenza stampa di oggi erano presenti anche il direttore dell'ufficio contro il dissesto idrogeologico Maurizio Croce, il sindaco di Agrigento Franco Musumeci, i rappresentanti dell'azienda capofila che si è aggiudicato i lavori, il presidente della commissione ambiente onorevole Giussi Savarino e l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Lasciatemi dire finalmente, ecco, dopo un decennio restituiamo serenità alla comunità agrigentina, alla comunità dei credenti e a tutte le persone che tengono a cuore il patrimonio storico e architettonico della propria città, del proprio territorio. La cattedrale non è solo un luogo di culto per i credenti, ma è anche la testimonianza della storia di questa straordinaria città. Dopo 10 anni, fra 1000 intralci burocratici, siamo riusciti a fare quello che andava fatto. Ecco, in 2 anni abbiamo fatto quello che non si era fatto in 10 anni. Io avevo assunto un impegno appena eletto con il cardinale della città e quell'impegno è stato mantenuto. È stato un lavoro sinergico del governo con diversi dipartimenti, a cominciare da quello ambiente e territorio guidato dall'onorevole Cordaro, il Parlamento con la Commissione Territorio guidata dall'onorevole Savarino, la struttura contro il dissesto idrogeologico di cui sono commissario e della quale è qui presente il direttore Maurizio Croce. Abbiamo finalmente ottenuto il progetto lo scorso anno, abbiamo trovato solo un progetto di massima, possiamo dire un progetto preliminare che era stato predisposto dal Genio Civile. Insomma, è stata una corsa, una fatica. Oggi consegniamo finalmente all'impresa che si è aggiudicata i lavori tutta la documentazione necessaria per aprire il cantiere. È un'opera di oltre 20 milioni di euro, 22 mi pare, 27 milioni di euro, e abbiamo la possibilità di lavorare in fondo alla collina proprio per frenare il processo di frana che si registra lento ma inesorabile ormai da diverso tempo. Sì, non posso solo che ringraziare il Presidente Musumeci e anche l'onorevole Savarino per essere oggi qui da noi e per effettuare la consegna di questi lavori. Lo ringrazio principalmente per la celerità, per l'impegno che ha dimostrato, perché nel giro solo di 2 anni qualcosa che andava avanti invece da più di 10 è stato già portato a termine. Quindi c'è una grande sensibilità, un grande interesse da parte del governo regionale per la nostra provincia e per la nostra città. Lo ringrazio tantissimo. Era un'iniziativa che il Comune e la comunità di Agrigento aspettava oggettivamente da tantissimo tempo. Non è stato facile, il problema della cattedrale di Agrigento è un problema che non è semplice da un punto di vista tecnico
Si è perso sicuramente del tempo per un mancato dialogo da parte degli enti coinvolti, ma anche si è guadagnato del tempo per studiare realmente la soluzione migliore per porre rimedio a un atavico problema sulla cattedrale di Agrigento. Speriamo che nel giro di 10 mesi, massimo un anno, la cattedrale possa essere restituita alla comunità di Agrigento. Questo è un precedente che spero aiuti questa provincia e questa città a capire che nel governo Musumeci abbiamo trovato, al di là e a prescindere dai colori politici, ma proprio per la sensibilità del presidente Musumeci, un'attenzione verso questa città, nonostante in tutta la Sicilia il dissesto, l'ufficio che il Presidente della Regione rappresenta come commissario in Sicilia, ha sempre fatto opere di molto minore importo. Questa è una delle opere più grandi che in Sicilia sono state finanziate ed è proprio per la città di Agrigento. Quindi da agrigentina voglio sottolinearlo e ringraziare per questa attenzione. E potrete seguire l'intervista integrale al governatore della Sicilia Nello Musumeci a fine TG poco prima della sigla. Un ciclista di 71 anni di Grotte, Nicolò Mancuso, è morto dopo essere stato travolto da un furgone lungo la strada statale 115 all'altezza di Contrada Maddalusa. L'uomo è stato travolto dal mezzo che proveniva da Sciacca. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto dopo pochi minuti insieme alle ambulanze del 118. Il furgone era guidato da un 59enne di Sciacca. Resta ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente mortale. La Corte d'Appello di Palermo ha confermato in toto la sentenza emessa da Agrigento al Palazzo di Giustizia il 22 novembre del 2018, quando la sezione penale del Tribunale presieduta da Luisa Turco, nell'ambito dell'inchiesta antimafia a Camastra cosiddetta Vultur, ha inflitto 17 anni e 6 mesi di carcere al presunto capomafia del paese Rosario Meli, 70 anni, e poi 14 anni e 6 mesi al figlio Vincenzo Meli, 48 anni, 13 anni e 6 mesi a Calogero Piombo, 67 anni di Camastra Tabaccaio, e poi al boss di Canicattì Vincenzo Di Caro, 72 anni, sono stati inflitti 22 anni che assorbono, comprendendoli i precedenti 14 anni subiti al processo Alta Mafia. Il Tribunale ha inoltre confiscato l'agenzia di onoranze funebri che sarebbe stata gestita con metodi mafiosi dalla famiglia Meli. Tornano a farsi roventi le polemiche sulla sicurezza garantita dallo Stato al testimone di giustizia Ignazio Cutrò. A spingere lo stesso ex imprenditore a chiedere alla Commissione parlamentare antimafia nazionale approfondimenti sulla questione sono state le rivelazioni fatte nelle scorse settimane dall'ex poliziotto Pasquale Di Salvo, che si è autoaccusato dell'omicidio di Vincenzo Antonio Di Girgenti, avvenuto negli anni 90 ad Alessandria della Rocca, un delitto, ha detto lo stesso Di Salvo, che gli fu commissionato dalla famiglia Panepinto. I Panepinto citati dal testimone di giustizia sono gli stessi che Cutrò ha denunciato e fatto arrestare nell'ambito dell'operazione antimafia Face Off. Cutrò adesso torna a chiedere il diritto a un impiego pubblico per i testimoni di giustizia. Arturo Candella. Come mai lei è qui al Genio Civile in occasione della presenza del presidente Musumeci? Qual è la sua protesta? Cosa è la sua lamentela? È stata fatta la legge dell'assunzione dei testimoni di giustizia, dal vecchio governo sono stati stanziati i soldi per 30 testimoni, per l'assunzione di 30 testimoni, sono state assunte solo 26 perché nel 2017 il deputato Falcone, oggi assessore alle infrastrutture, ha bloccato la legge quando era successo la problematica a Roma. Nel 2018 è stata sbloccata, non c'erano più vincoli su quella legge. Abbiamo cercato in tutti i modi di incontrare il Presidente della Regione con email, abbiamo parlato col suo capo di gabinetto, però fino ad oggi non abbiamo avuto nessun tipo di risposta. I soldi sono stanziati, quindi chiediamo al Presidente della Regione di dare serenità a queste 4 persone, di assumerle e fargli questo regalo di Natale ed evitarmi che nei giorni di Natale andarmi a incatenare, perché è giusto che questa odissea per quelle persone che hanno dato un forte contributo a questa terra
perché sono persone che hanno denunciato la mafia, gli si dia serenità a loro e maggiormente alle loro famiglie. Lei continua la sua azione come testimone di giustizia, diciamo. Ma certo, no, per me è una missione. Noi abbiamo fatto fare questa legge, la legge regionale all'assunzione dei testimoni di giustizia, la prima al mondo, la stessa legge a livello nazionale, poi la 3500 bindi. Le mie lotte sono conosciute. Io chiedo, non è una protesta, in questo momento chiedo umilmente al Presidente della Regione che assuma queste 4 testimoni. Perché Lo può fare il Presidente? sì, i soldi sono stanziati, i soldi sono lì stanziati, noi non capiamo perché non vengono chiamati e assunti. Quali sono le difficoltà secondo lei? Di natura politica o cosa? Io non lo so quali sono le difficoltà, lo deve spiegare il Presidente. Oggi uno deve guardarmi negli occhi e spiegarmi qual è la difficoltà. Noi ci abbiamo provato anche con i sindacati, con tutto, non ci sono difficoltà, si devono solo chiamare e fargli firmare i contratti, punto. Ecco, gli altri quali sono? Lei parlava che siete 4. No, sono 4 testimoni, non posso dirle che sono perché sono persone che hanno cambiamento di identità. Il Presidente lo sa, ci sono nei suoi archivi, ci sono proprio una parte dove ci sono delle carte protette e lui sa chi sono. È da tempo che per ora questa causa, no? Sì, io da tantissimi anni che porto avanti questa lotta, che aiuto tantissimi imprenditori e cerco di dare voce a chi, come questi testimoni che sono in programma di protezione e località protetta e non possono esporsi pubblicamente. Quindi chiedo soltanto che gli si dia quello che è giusto, c'è una legge, ci sono i fondi stanziati, che vengano assunti, punto. Salvatore Parla si trova in condizioni di grave infermità fisica e psichiatrica, tali invero da esigere un trattamento che non si può attuare nello stato di detenzione carceraria, anzi da necessitare di cure e trattamenti indispensabili non praticabili in tal senso. Con queste motivazioni il difensore avvocato Angelo Porcello ha chiesto di fatto la scarcerazione del 70enne di Canicattì, condannato all'ergastolo per l'omicidio del giudice Rosario Livatino. L'istanza è stata discussa davanti al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Nei prossimi giorni i giudici scioglieranno la riserva. I giudici hanno acquisito l'intera documentazione clinica che sarà esaminata prima di prendere una decisione. Come richiesto dalla Procura Generale, la Cassazione ha confermato l'assoluzione dell'ex ministro Calogero Mannino nel processo stralcio sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. I giudici della sesta sezione penale hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Procura Generale di Palermo contro il proscioglimento. L'ex ministro è stato imputato di minaccia a corpo politico dello Stato. C'è il servizio. È stata confermata dalla Cassazione l'assoluzione dell'ex ministro Calogero Mannino, difeso da Grazia Volo nel processo stralcio sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. I supremi giudici della sesta sezione penale hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai PM di Palermo contro il proscioglimento di Mannino emesso dalla Corte di Appello di Palermo il 22 luglio 2019. L'ex ministro era accusato di minaccia a corpo politico dello Stato. Anche in primo grado l'ex politico democristiano era stato assolto. La Corte di Cassazione, confermando il giudizio della Corte d'Appello di Palermo, ha posto termine alle esercitazioni di fantasia che l'ossessione persecutoria di alcuni PM ha messo su carta sin dal 1991 in diversi processi nei quali sono stato sempre assolto. Senza retorica ma con l'emozione del momento devo sottolineare l'importanza e il valore di questa sentenza che ha riconfermato il verdetto di primo grado della Corte d'Appello, quest'ultimo presentato in modo monumentale per precisione, profondità di tutti gli accertamenti e motivazione. Così l'ex ministro Mannino commenta la sentenza della Cassazione che ha confermato la sua assoluzione e riconosciuta la mia estraneità. Continua ancora la cosiddetta trattativa Stato-mafia, ma soprattutto ricostruita la lunga fase della mia vita politica dal 1979 al 1992, che è stata caratterizzata da un impegno di contrasto alla criminalità e dalla piena mia adesione alla linea che lo Stato andava apprestando per affrontare il problema della mafia. Mannino aggiunge:
doveva essere ucciso perché aveva lottato la mafia. Questo è il passaggio decisivo della ricostruzione che la sentenza della Corte d'Appello ha fatto. La resistenza opposta dai magistrati della Procura Generale di Palermo è stata priva di consistenza sul piano fattuale, ancor più immotivata se non artificiosa e pretestuosa sul piano del diritto. In questo momento, conclude Mannino, che non può che essere di grande serenità. Il mio pensiero di gratitudine va alla memoria del professor Carlo Federico Grosso, legale di Mannino nel frattempo deceduto, e il mio sentimento carico di affetto va grazie a Volo e al suo collaboratore Cristiano Bianchini, entrambi avvocati difensori, che sono stati i miei angeli, dice, in questa lunga via crucis. Lo sono stati anche per la mia famiglia, per mia moglie, mio figlio, e adesso per i miei nipoti, che potranno andare a testa alta per la vita politica del loro nonno. Mafia ha condannato il sindaco di Alimena Giuseppe Scrivano per voto di scambio. I dettagli nel servizio. Si sarebbe accaparrato i voti dai boss di Bagheria quando nel 2012 si candidò con la lista Musumeci alle elezioni regionali, risultando il primo dei non eletti con 4.166 preferenze. Questa è l'accusa contestata dalla procura al sindaco di Alimena, Giuseppe Scrivano, che ora la terza sezione del Tribunale di Palermo, presieduta da Fabrizio La Cascia, ha condannato a 4 anni ed 8 mesi di reclusione. Il sostituto procuratore Francesca Mazzocco aveva chiesto 5 anni in virtù della legge Severino. Il primo cittadino del comune, con un provvedimento della prefettura, dovrebbe adesso essere sospeso dalla carica. Nel processo si sono costituiti parti civili, i comuni di Alimena e Bagheria, il centro Pio La Torre, Dio Pizzo e Sicindustria, rappresentati dagli avvocati Ettore Barcellona, Francesco Cutraro e Ugo Forello. I giudici hanno riconosciuto una provvisionale di 3.000 euro ciascuno ai comuni e di 1.500 euro per le associazioni. L'avvocato Lorè, che difende l'imputato, preannuncia il ricorso in appello. La vicenda al centro del processo era emersa con il blitz antimafia Argo, messa a segno dai carabinieri nel 2013. Per l'accusa, il reato di voto di scambio politico-mafioso sarebbe stato commesso dal sindaco in concorso con Michelangelo Lesto, già condannato a 7 anni in uno stralcio del processo che il primo cittadino aveva conosciuto per organizzare un comitato elettorale a Bagheria. Proprio Lesto avrebbe poi fatto incontrare Scrivano e il boss di Bagheria Carmelo Bartolone. Contro l'imputato ci sono una serie di intercettazioni che avrebbero confermato i suoi rapporti con i boss. Per il PM Scrivano avrebbe pagato 2.500 euro per 50 preferenze. Bartolone ha però negato le accuse, spiegato durante il dibattimento che i soldi ricevuti da Scrivano sarebbero serviti per una serie di servizi elettorali, una cena, l'affissione di manifesti, eccetera. Diversi testi hanno poi affermato in aula di aver fatto campagna elettorale per l'imputato senza però ricevere in cambio alcuna somma di denaro. Scrivano, che venne intercettato mentre diceva scioccato sono rimasto, ha sempre negato di sapere chi fosse realmente il boss. Bartolone aveva spiegato che era rimasto scioccato perché avevo trovato tanta gente dalle 10 del mattino al comitato elettorale, mi ero solo complimentato con il signor Lesto, argomenti che però non hanno convinto i giudici. Faremo ricorso contro questa sentenza e anche contro la sospensione della carica, invece, dice l'avvocato Lorè, che lo difende e rimarca: chi compra dei voti dei mafiosi non paga con un assegno. Scrivano pagò invece con un assegno tutte le spese connesse al comitato elettorale di Bagheria. Essendo poi di Alimena, non poteva sapere di certo, ammette ancora Lorè, chi fossero i boss bagheresi. Scrivano è stato rieletto sindaco a giugno di 2 anni fa nonostante questo processo ed un altro dove risponde dell'accusa di peculato, tuttora pendente in primo grado davanti al Tribunale di Termini Imerese. Il processo ha seguito un iter travagliato, la posizione del sindaco venne infatti stralciata 3 anni fa dal troncone principale con il quale sono stati condannati diversi mafiosi per un vizio di forma. Nel decreto che disponeva il giudizio infatti mancava una pagina. Il procedimento era quindi ripartito dall'udienza preliminare. Intanto adesso si attende l'ultima parola.
Sono 30 i nuovi casi Covid-19 in provincia di Agrigento, 3 purtroppo i decessi nelle ultime 24 ore, 5 le persone ricoverate e ben 101 quelle guarite. Dal report giornaliero dell'azienda sanitaria provinciale però manca il numero dei tamponi eseguiti. Con i 3 nuovi decessi sale a 87 il totale, 975 sono i pazienti attualmente assistiti a domicilio, 61 i ricoverati. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, comunica che dalla prossima settimana tutte le scolaresche di Agrigento hanno la possibilità di fare uno screening gratuito per il Covid. I dirigenti scolastici dovranno quindi chiedere ai loro alunni chi vuole sottoporsi al test, invitarli a registrarsi sul portale dell'ASP 1, quindi predisporre un elenco da inviare alle mail dp.direttore@aspag.it. Una volta fissato il giorno in cui svolgere il test, i dirigenti dovranno provvedere ad organizzare il trasporto degli alunni fino al piazzale Caos e il ritorno a scuola. Oltre 38 milioni per il diritto allo studio degli universitari in Sicilia. Vediamo. Ben 38 milioni di euro a sostegno del diritto allo studio universitario sono disponibili tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Si tratta del Fondo Integrativo Statale 2020 per la concessione delle borse di studio agli studenti universitari, che per la Sicilia ammonta a 27 milioni di euro. A questi si aggiungono, ai fini di un sostegno ulteriore al diritto allo studio degli studenti siciliani, gli stanziamenti previsti dalla legge di stabilità regionale. 6 milioni utili ad ampliare ulteriormente il numero dei beneficiari e 5 milioni come contributo straordinario una tantum per le spese di affitto degli alloggi sostenute dagli studenti. In proposito interviene l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Roberto Lagalla, che commenta: sono convinto che la cresciuta disponibilità di risorse e quindi l'impegno economico della regione siciliana, unito al significativo finanziamento dello Stato, ci daranno la possibilità di sostenere con maggiore efficacia il diritto allo studio degli universitari siciliani, contrastando gli effetti economici della pandemia da Covid-19 e riuscendo a garantire attraverso gli ERSU un maggior numero di borse di studio a fronte di una domanda divenuta inevitabilmente più elevata. Inoltre il contributo straordinario per le spese di alloggio vuole rappresentare un aiuto concreto allo sforzo che molti studenti e le loro famiglie continuano ad affrontare. I ragazzi della Trinacria, associazione di volontariato, organizzano l'iniziativa Il Carrello Sospeso. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi Carrello Solidale è un'iniziativa che i ragazzi della Trinacria stanno facendo, con quali obiettivi? Ma l'obiettivo principale, visto il periodo di grande difficoltà per molte famiglie, è quello proprio di far arrivare i beni di prima necessità a queste famiglie e di collaborare con la Mensa della Solidarietà, che come sappiamo è un grandissimo punto di riferimento per noi tutti gli agrigentini in città. Quindi quello che noi stiamo facendo è naturalmente un contributo, anche se capiamo sempre piccolo, di collaborazione per poter rendere questo Natale un po' meglio, un po' più speciale, diciamo, rispetto al periodo che stiamo attraversando. Ecco, voi non vi trovate solo qui, ci sono anche altri punti di raccolta in città insieme agli altri volontari della vostra associazione? Sì, oggi siamo in 8 e ci siamo divisi in 4 supermercati e ringraziamo il Paghi Poco e il Centesimo che ci stanno dando una mano, ci stanno ospitando nei loro supermercati all'ingresso. La nostra iniziativa appunto è quella di sensibilizzare la popolazione, l'agrigentino, che come vedete ha avuto già fino adesso, abbiamo avuto dei grossi risultati e ringraziamo per questo, perché proprio anche la situazione del Covid, del lockdown ha aumentato la povertà e quindi la nostra iniziativa va a sensibilizzare la popolazione e andare a coprire comunque dove c'è una mancanza, insomma dare una mano a 360 gradi, quindi non solo con iniziative naturalistiche ma anche con queste. Ecco, la vostra iniziativa non si racchiude solo qua, ricordiamo che la scorsa settimana c'è stata la pulizia di Villarancio al Via della Vittoria, insomma, e ne farete altre sotto Natale? Sì, sicuramente. Intanto domenica vi aspettiamo perché dovremmo completare la Villetta Arancio, perché come ben sapete purtroppo non abbiamo concluso i lavori. Sicuramente li concluderemo già domenica mattina
Naturalmente per noi questa è un'esperienza nuova, perché l'associazione Trinacria innanzitutto si occupa, come avete detto voi, di sensibilizzare la popolazione all'ecologia, al riciclaggio, alla pulizia, a tutto ciò che è ecologia con la E maiuscola. Per cui per noi è un'esperienza completamente nuova, però noi sicuramente faremo la nostra parte. Ecco, nonostante l'ora ancora presto, abbiamo visto che la gente ha accolto bene l'iniziativa, considerando anche le cose che hanno donato. Sostanzialmente quali sono i beni che donano maggiormente? Allora, abbiamo ricevuto tantissima pasta, pomodoro, sale, olio, sono tutti beni che comunque riusciamo a conservare e anche la famiglia può consumare nell'arco del tempo, quindi anche i biscotti, tutto quello che è a lunga scadenza, e questo ci rende comunque felici perché oltre alle difficoltà del primo momento si può andare avanti anche nell'arco delle settimane e dei mesi. Ecco, allora facciamo un ultimo appello. Oggi, tutta la giornata, dov'è che vi trovate oltre che qui a Paghi Poco? Allora, copriamo un altro supermercato che è il Centesimo del Villaggio Mosè e sempre Paghi Poco e Centesimo in via Unità d'Italia, quindi zona Fontanelle. È stato trovato in possesso di 79 dosi per un totale di 18 grammi di cocaina per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che un ravanusano 52enne è stato arrestato e posto ai domiciliari. I carabinieri della stazione di Ravanusa, coordinati dal comando Compagnia di Licata, hanno scovato la droga che, stando all'accusa, era nascosta in cucina durante una perquisizione domiciliare. La Turchia sì e l'Italia no. C'è rabbia e sconcerto a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dopo la liberazione della nave turca in Libia. I parenti dei pescatori di Mazara del Vallo sono pronti a proteste estreme, poi fischi e urli davanti casa dei genitori del ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Vediamo. Sono vite della periferia, perché sono marittimi, perché sono persone che nell'immaginario collettivo non contano e quindi non rivestono importanza, la loro sorte interessa solo i familiari, ahimè non interessa granché neanche il nostro governo, a quanto pare. Ha interessato il Santo Padre, ha fatto un pubblico invito domenica 18 ottobre, ha interessato la nostra Chiesa, interessa l'amministrazione comunale, però tutti interventi che a quanto pare non sono determinanti per la soluzione di un caso che adesso è diventato tragicamente insolubile. Monta molto la rabbia dei familiari. Questa rabbia la si tratta innanzitutto ascoltando queste persone e le loro giuste rimostranze. Sono madri, sono mogli, sono fratelli, sorelle, padri, sono amici, sono armatori che organizzano il mondo della pesca, come si sa. Li si ascolta, si condivide, non si può non condividere la loro rabbia. Si cerca tuttavia di evitare che ci siano delle manifestazioni che fanno danno soltanto e non giovano minimamente alla causa, e questo è il modo migliore, cercare di incanalare un po' la protesta negli alvei di una giusta rivendicazione per una soluzione che non arriva. Ieri la rabbia è montata più alta che mai perché in 5 giorni è stata liberata una nave turca che era stata sequestrata per le stesse ragioni e forse con alcune aggravanti sempre dalle milizie di Haftar. Il governo turco ha mostrato i denti. A quanto pare il linguaggio della diplomazia e della politica non serve più, bisogna mostrare i muscoli perché non ci sono altre soluzioni. È un braccio di ferro. Il generale Haftar chiede un riconoscimento internazionale che non ha. L'Italia ha un governo che dal punto di vista del confronto non ha la forza di piegare le pretese ingiustificate da parte del mondo politico internazionale di qualcosa che non sta neanche all'Italia concedere. E a questo punto chi le paga le conseguenze sono questi 18 marittimi tenuti prigionieri e sequestrati, dei quali non si hanno notizie. Una telefonata a metà novembre, brevissima, per un mutuo incoraggiamento, lo scambio di qualche battuta, ma null'altro. Sono comunque incarcerati. Il governo ha chiesto all'inizio un basso profilo perché la trattativa politico-diplomatica non fosse intralciata, ma il basso profilo a quanto pare i 102 giorni
ne sono una prova concreta. Il profilo basso non serve, adesso bisogna intervenire con maggiore fermezza, perché a quanto pare chi mostra i denti ottiene, chi fa il buono o il bravo o attende pazientemente è disatteso e deluso. Tenete alta l'attenzione, perché altrimenti finisce che il problema non è un problema di tutti. Dobbiamo sperare solo un miracolo. Ex province verso la stabilizzazione dei precari. La giunta regionale ha dato il via libera alla variazione di bilancio da 3.600.000 euro per la stabilizzazione dei precari dei liberi consorzi comunali della Sicilia. Un importantissimo risultato ottenuto grazie al costante impegno per risolvere la vertenza di 411 lavoratori vittime degli errori della politica e del processo scomposto di smantellamento degli enti di secondo livello, ma che con grande senso di responsabilità hanno portato avanti interi uffici, dicono CGIL, CISL e UIL. La giunta regionale ha deliberato un fondo per garantire la quota completamente a carico dei liberi consorzi comunali per la proroga e la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato mediante l'utilizzo delle disponibilità di un apposito capitolo di bilancio. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Nuove adesioni a Fratelli d'Italia, soddisfatto il commissario provinciale del partito di Giorgia Meloni, Calogero Pisano. Arturo Cantella. Fratelli d'Italia in continua crescita, proprio oggi un'altra adesione è arrivata nel comune di Favara e già ce n'è stata una. Ecco, facciamo un punto un po' della situazione del partito ad Agrigento dopo le recenti elezioni, dottore Pisano. Sì, il partito in provincia di Agrigento cresce e cresce veramente in bellezza. Oggi a Favara abbiamo il secondo consigliere comunale che passa in Fratelli d'Italia, che è Salvatore Giudice, un ragazzo in gamba, un libero professionista, una persona che ha preso tanti voti, è tra i più votati alle ultime amministrative a Favara, ma non ci fermiamo là. Sicuramente ci saranno su Favara altri passaggi, ma non solo, anche in altri paesi della provincia, e stiamo lavorando per fare dei passaggi di ragazzi, professionisti e gente valida che crede al progetto di Fratelli d'Italia. Oggi Fratelli d'Italia rappresenta il vero partito del centrodestra, il partito più in crescita, lo dicono tutti i sondaggi a livello nazionale. Il nostro leader è come prima nel gradimento da parte degli italiani e quindi siamo molto contenti del nostro operato. Recentemente avete fatto anche una massiccia testimonianza relativamente all'immigrazione, a questa legge che Roma purtroppo ha un po' scardinato ai principi di Salvini. Stiamo vedendo anche lo stesso Salvini, insomma, a Catania, che ha ricevuto anche la solidarietà di tanta gente oltre il centrodestra. Insomma, cosa sta succedendo? Sta succedendo che oggi l'Italia ha bisogno di regole certe, soprattutto sul fattore dell'immigrazione. Diciamo che questa è la solita fantomatica presa in giro dei signori 5 Stelle, che prima approvano un decreto, oggi ne fanno un altro, oggi ne stravolgono un altro, quindi di fatto tutto quello che loro avevano detto agli italiani, avevano promesso agli italiani, stanno facendo l'incontrario, dal MES e anche di altre proposte che sono arrivate alla Camera, diciamo, al governo. Lei è un esponente di spicco regionale, si parla tanto di un rimpasto dopo Natale da parte del governo regionale, ci può essere qualche novità? No, da parte di Fratelli d'Italia noi manterremo il nostro assessorato, ci sarà qualche novità penso all'interno di Forza Italia con qualche casella che verrà cambiata, però dobbiamo dire che il governo regionale sta lavorando bene, Musumeci è un ottimo presidente, si sta facendo tanto per i siciliani anche in un momento di forte difficoltà. Liberati 7 cartellini di specie protetta che erano stati trovati durante un'operazione antidroga a Favara in cattività all'interno di gabbie. I poliziotti della squadra mobile, coordinati dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, durante una perquisizione domiciliare, oltre a trovare droga, hanno ritrovato i cardellini appartenenti alla famiglia dei Fringillisidi. Sul posto è intervenuta anche la ripartizione faunistica di Agrigento, che ha effettuato il formale riconoscimento degli esemplari, accudendoli al Centro Provinciale di Recupero Fauna Selvatica di Cattolica Eraclea. Con l'autorizzazione della Procura i cardellini sono stati liberati e sono tornati a spiccare il volo all'interno del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento.
Il premio di arte e cultura siciliana Ignazio Buttitta, promosso dal Centro Artistico Culturale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino, non si ferma con l'emergenza Covid-19. A causa delle ristrettezze legate ai vari DPCM non abbiamo potuto programmare l'intera settimana di incontri, dibattiti, mostre, convegni, gemellaggi culturali, teatro e musica che per decenni hanno caratterizzato il nostro premio, dichiara la presidente Lina Urso Gucciardino. Per la 22esima edizione infatti è stato confermato solo il concorso letterario, che ha avuto comunque un enorme successo, se si considera che sono arrivati oltre 500 elaborati per le varie sezioni del premio dedicato al grande poeta siciliano Ignazio Buttitta. Un gran lavoro per le giurie che hanno esaminato le opere ed assegnato il premio nelle varie sezioni. Per il settore poesie, tra i premiati la nostra Margherita Trupiano. E come vi abbiamo mostrato in apertura del telegiornale, oggi il presidente della regione Nello Musumeci è stato ad Agrigento per la consegna dei lavori di consolidamento del colle della cattedrale. Adesso vi mostriamo l'integrale della venuta di Musumeci ad Agrigento, a cura del nostro direttore Arturo Cantella. Con questo è tutto, io mi fermo qui, a presto e buon weekend. Lasciatemi dire finalmente, ecco, dopo un decennio restituiamo serenità alla comunità agrigentina, alla comunità dei credenti e a tutte le persone che tengono a cuore il patrimonio storico e architettonico della propria città, del proprio territorio. La cattedrale non è solo un luogo di culto per i credenti, ma è anche la testimonianza della storia di questa straordinaria città. Dopo 10 anni, fra 1000 intralci burocratici, siamo riusciti a fare quello che andava fatto. Ecco, in 2 anni abbiamo fatto quello che non si era fatto in 10 anni. Io avevo assunto un impegno appena eletto con il cardinale della città e quell'impegno è stato mantenuto. È stato un lavoro sinergico del governo con diversi dipartimenti, a cominciare da quello ambiente e territorio guidato dall'onorevole Cordaro, il Parlamento con la Commissione Territorio guidata dall'onorevole Savarino, la struttura contro il dissesto idrogeologico di cui sono commissario e della quale è qui presente il direttore Maurizio Croce. Abbiamo finalmente ottenuto il progetto lo scorso anno, abbiamo trovato solo un progetto di massima, possiamo dire un progetto preliminare che era stato predisposto dal Genio Civile. Insomma, è stata una corsa, una fatica. Oggi consegniamo finalmente all'impresa che si è aggiudicata i lavori tutta la documentazione necessaria per aprire il cantiere. È un'opera di oltre 20 milioni di euro, 22 mi pare, 27 milioni di euro, e abbiamo la possibilità di lavorare in fondo alla collina proprio per frenare il processo di frana che si registra lento ma inesorabile ormai da diverso tempo. La prima raccomandazione da credente che mi permetto di fare è quella di poter allestire in un angolo di ogni casa un piccolo presepe, che non è solo una testimonianza di fede religiosa, ma è anche un luogo in cui si ritrova la famiglia con i ricordi di chi non c'è più. E questo è importante. Se poi riusciamo a convincerci che quest'anno il Natale deve essere molto più intimo, molto più ristretto, molto più semplice, allora daremo anche una mano d'aiuto al sistema sanitario regionale, perché il virus cammina con le persone, più persone si muovono, più facile diventa la trasmissione del virus. Io sono convinto che il provvedimento che impedisce il passaggio da un comune all'altro vada rivisto, mi sembra davvero esagerato, soprattutto nelle aree fortemente conurbate. Insomma, vi faccio un esempio: per passare da un quartiere all'altro di Palermo si possono fare anche 10 km, ma in un'area conurbata in 10 km tu fai Palermo, Bagheria, Villabate. Ecco perché
bisogna rivederlo questo provvedimento e faccio appello al governo nazionale, come abbiamo fatto tutti i governatori dell'isola, perché ciò avvenga. Per il resto evitiamo di strafare, evitiamo di far finta di non capire che siamo al centro di una drammatica, maledetta pandemia dalla quale dobbiamo allontanarci subito dopo il mese di gennaio, quando i vaccini arriveranno da Roma in Sicilia, gradualmente naturalmente, è Roma che decide la quantità, sappiamo già a chi dobbiamo somministrarli per primi, ai più vulnerabili, ai soggetti più fragili, a chi è in prima linea, quindi a tutti gli operatori sanitari, ai vecchi, agli anziani, quindi fra gli anziani mi ci metto io, il sindaco ancora no, quasi, e poi tutto il resto della popolazione. Ecco. Ma sono ottimista. Sui fondi europei, la sua valutazione su quello che sarà la ricaduta per la Sicilia, che ne pensa? Guardate, sul Recovery Fund non si sa assolutamente nulla, al di là dei titoli di giornali. Mai una riunione con il governo regionale o con gli altri governi regionali, mai una circolare che dica con chiarezza che cosa serve. Sappiamo che la Sicilia avrà 207-9 miliardi di euro, ma non sappiamo quali progetti serviranno, non sappiamo entro quanto tempo dovranno essere presentati. Noi abbiamo già inviato un primo elenco, che naturalmente non è un elenco di progetti esecutivi. Per fare un progetto esecutivo in Sicilia ci vogliono 3 anni, almeno per una grande opera. Però se Roma dovesse dirci quali sono le priorità, oltre quelle che noi abbiamo già indicato, e sono per noi le infrastrutture strategiche, soprattutto la velocizzazione della ferrovia che da Mazara del Vallo, da Castelvetrano, deve arrivare alla provincia di Ragusa passando attraverso la provincia di Agrigento. Questo è il nostro primo obiettivo. Potenziare la rete ferroviaria lungo il canale di Sicilia, completare il cerchio autostradale, perché noi abbiamo bisogno che l'autostrada che si ferma in provincia di Trapani possa invece arrivare a Gela, dove stiamo lavorando per farla arrivare dalla provincia di Ragusa, ma queste sono opere che appartengono allo Stato. È chiaro, non può farle la Regione perché sono opere statali. Bene, utilizzi il Recovery Fund per poter realizzare queste opere, faccia il collegamento stabile con lo Stretto di Messina, non mi interessa, tunnel, ponte, che il gatto sia bianco o nero non mi importa, l'importante è che prenda i topi. E soprattutto attrezziamoci di un grande porto, anche questa competenza statale, perché le navi escono dal canale di Suez e invece di fermarsi sulle coste siciliane per scaricare la merce e farla lavorare, vanno attraverso Gibilterra nell'Europa del Nord e noi continuiamo ancora a restare a guardare. Ecco, su queste grandi opere strategiche di competenza statale dobbiamo confrontarci, poi ci sono quelle di competenza regionale e le abbiamo anche indicate, e soprattutto le strade provinciali. Sono una vergogna in Sicilia le strade, e non solo provinciali. Come sapete la Regione non ha un metro di strada. Non è competenza nostra. Abbiamo chiesto, dopo aver distrutto le province, abbiamo chiesto a Roma di nominare un commissario, di metterci i soldi, noi contribuiamo, per rifare una buona parte delle strade provinciali. Sono passati quasi un anno, credo che sia passato, ma ancora non si è nominato il commissario e non si è definito il piano. Con poteri straordinari, un commissario nominato da Roma potrebbe rifare buona parte della rete viaria secondaria nello spazio di 3 anni. Genova, Ponte di Genova non deve essere un'eccezione, ma deve diventare la regola, laddove le infrastrutture sono particolarmente abbandonate come in Sicilia. Presidente, ci sarà un rimpasto, si parla di un agrigentino come futuro assessore, lei avrebbe stoppato per motivi non so quali, dico, ma si parla di un rimpasto nell'ambito di Forza Italia, ci dica qualcosa. Non so cosa sia il rimpasto. Agrigento è una provincia internazionale, non credo che oggi abbiamo bisogno di guardare alla geografia delle province, sarebbe una vergogna per questa terra, per tutta la Sicilia. Guardiamo all'Europa,
Gli assessori vanno bene così come vanno, forse dovrò sostituirne qualcuno, ma non è tema di questa giornata. Ma ci sarà o no questo assessore agrigentino? Non lo so. Come? Legge finanziaria. Ritornando al tema, Presidente. La legge, ci stiamo lavorando, certo, la legge finanziaria deve essere presentata al Parlamento entro questo mese, se non arriva alla parifica da parte della Corte dei Conti dobbiamo aspettare ancora qualche altra settimana. Abbiamo già individuato le priorità da inserire nella legge di stabilità, abbiamo fatto la prima riprogrammazione dei fondi europei. Voi lo sapete qual è il tema, chi governa vorrebbe fare tutto nel minore spazio possibile, ma fra noi, la nostra volontà e l'obiettivo c'è di mezzo una cosa che si chiama burocrazia. 1000 passaggi, 1000 autorizzazioni, 1000 conferenze di servizio, 1000 tavoli. Sembra un castigo di Dio. Presidente, da 2 mesi Agrigento ha un nuovo sindaco, una nuova giunta, è cambiato anche il clima in città, si registra quasi una rifioritura. Ecco. Da Palermo come state valutando questa nuova stagione politica per la nostra città? Il fatto che oggi lei sia qui per la cattedrale è anche un simbolo. Il Presidente della Regione guarda ai 390 sindaci con lo stesso interesse e con lo stesso stato d'animo. Sarei ipocrita se non dicessi che il sindaco Miccichè ha ricevuto da me alla vigilia, con grande discrezione, come avete notato, il Presidente della Regione non è venuto a fare comizi, ha ricevuto in bocca al lupo perché ne conoscevo la sensibilità. La stessa sensibilità che deve avere un medico quando va al capezzale del malato. Questa era una città malata di carestia d'amore. Ecco perché io credo che il sindaco Miccichè abbia compiuto un atto d'amore per Agrigento, che deve tornare ad avere il protagonismo che merita per la sua storia, per il suo passato e per il suo presente. La Regione sarà attenta al sindaco di Agrigento con lo stesso stato d'animo con cui è attenta a tutti gli altri sindaci. È finito il tempo in cui il Presidente della Regione faceva l'occhiolino ai propri sindaci e maltrattava gli altri. Per me i sindaci sono tutti uguali una volta eletti, rappresentano non il partito che li ha espressi, ma la comunità che li ha voluti, chi l'ha votati e chi non l'ha votati. Presidente, a voi. Il tema cattedrale, i fondi saranno quelli i ribassi del Patto per il Sud o fondi aggiuntivi? No, sono fondi, non sono fondi del Patto per il Sud, FSC. Ecco. Erano dei fondi che non erano stati, erano stati allocati in progetti che non erano esecutivi. Abbiamo recuperato una parte dei fondi perché non erano tutti disponibili e sono fondi del Patto per il Sud. C'è stato un ribasso del 30%, del 32%. Posso dire da Agrigentina che ringraziamo il governo Musumeci che non si era mai vista finanziata ad Agrigento un'unica opera di 27 milioni di euro. Mai vista un'attenzione tale per un'unica opera nella città di Agrigento. Questo è un precedente che spero aiuti questa provincia e questa città a capire che nel governo Musumeci abbiamo trovato, al di là e a prescindere dai colori politici, ma proprio per la sensibilità del Presidente Musumeci, un'attenzione verso questa città, nonostante in tutta la Sicilia il dissesto, l'ufficio che il Presidente della Regione rappresenta come commissario in Sicilia, ha sempre fatto opere di molto minore importo. Questa è una delle opere più grandi che in Sicilia sono state finanziate ed è proprio per la città di Agrigento. Quindi da Agrigentina voglio sottolinearlo e ringraziare per questa attenzione. Abbiamo fatto solo il nostro dovere. Guardate che bellezza, guardate che bellezza. Assessore, ciao, ho parlato di te. Guardate che bellezza questo equilibrio, a parte quel mostro. Guardate che equilibrio questa piazza, con questo edificio, una meraviglia, è di una eleganza questa piazza impressionante. Voi ormai non ci fate caso, ma chi viene da fuori, non mi interessa l'epoca, mi interessa capire quanto sia elegante. Ecco, questo è il salotto della città ed è veramente motivo di vanto per tutti voi. Sono veramente contento.
Adesso andiamo a illustrare nei particolari quello che sarà il lavoro che farà l'impresa e strappiamo all'impresa l'impegno di guadagnare qualche mese rispetto ai termini contrattuali, se siete d'accordo. Che sono quali, Presidente? Vi ringrazio tutti. Quanti mesi abbiamo dato noi? Abbiamo dato 12 mesi. Vediamo se ce la facciamo a 10, guadagniamo qualcosa. Andiamo lì.